Con piacere abbiamo accolto la richiesta da parte della nuova amministrazione del Comune di Vittorio Veneto per divulgare questi due bandi che mai stiamo girando in tutto il territorio del GAL per farli conoscere, perché stanno riscontrando un notevole interesse, soprattutto il bando legato al premio insediamento che riguarda le nuove attività e servizi che si possono svolgere nel nostro territorio. Naturalmente non finisce qua l'opera del GAL, perché stiamo già approntando altri bandi. Uno l'abbiamo approvato questa sera in CDA prima di arrivare qua, che riguardano le attività agricole di aziende che vogliono così sistemare alcune strade vicinali o silvopastorali con muretti a secco. Sono queste attività di recupero di quell'ambiente naturale che c'era una volta e che possono beneficiare anche qua dei bandi del GAL. L'altra attività che dovremo affrontare prossimamente, molto importante, riguarda questi progetti di comunità rivolti alla popolazione per attivare nuovi servizi. Abbiamo riscontrato attraverso degli studi precisi che c'è una carenza di incremento della popolazione, anzi c'è una diminuzione della popolazione nel nostro territorio, è proprio legata soprattutto a mancanza di servizi, e per questo stiamo provvedendo con dei fondi che abbiamo avuto poter aiutare proprio i comuni, le istituzioni pubbliche, ma non solo, ma anche le associazioni, per attivare questi nuovi servizi rivolti alle persone. Ma allora, questa sera è il quinto incontro di presentazione di questi due bandi e abbiamo avuto una notevole presenza, quindi questo denota un significativo interesse. Ricordo che questa del premio insediamento è un'assoluta novità, premio forfettario per nuove attività di impresa al di fuori del settore agricolo, quindi attività commerciali, artigianali e di servizi, e anche alcune attività professionali. E l'altro elemento di novità è che grazie a un provvedimento della Regione Veneto di fine luglio possiamo aumentare dell'11% le risorse disponibili, quindi se arriva anche qualche domanda in più che supera la disponibilità del bando, abbiamo già un 11% in più di risorse disponibili, e quindi è sempre un risultato positivo che si traduce in opportunità, in risorse che arrivano al nostro territorio. Abbiamo presentato i bandi per il territorio, appunto anche qui a Vittorio Veneto, e quindi ringraziamo di nuovo GAL per il contributo che sta dando per la valorizzazione del territorio e sta mettendo a disposizione dei cittadini o delle aziende delle risorse per valorizzare il territorio e far sì che anche attività produttive, attività anche di piccolo commercio riescano ad rimanere sul territorio.